Tamponi rapidi nelle classi, accordo tra ULSS, ufficio scolastico e pediatri, in arrivo il protocollo al vaglio della Regione per il via libera a breve. Case di riposo nella Marca, la CGIL chiede l'aumento delle impegnative di residenzialità e più risorse, l'allarme, rischiamo il collasso anche a causa del Covid. Anche nella Marca, raffiche di vento e grandine nel pomeriggio, colpite soprattutto le zone di Godica di Sant'Urbano e Trevignano. Tragedia sfiorata a Badoere di Morgano stamane dopo una impressionante carambola, un'auto finisce nel giardino di una abitazione. A pochi giorni dalla rielezione, il governatore Luca Zaia apre un nuovo fronte con il governo e lancia la necessità di un recovery plan alla Veneta. È una partita miliardaria, dice, le regioni devono esserci. Castelfranco al ballottaggio, il candidato del centro-sinistra Sebastiano Sartoretto a caccia della rimonta su Stefano Marcona, appello ai 12.000 astenuti al primo turno. Multa da 50 euro per chi non pulirà le deiezioni liquide lasciate dai cani. È il progetto Treviso Pulita per educare al decoro nelle aree di pregio e zone pubbliche. Grazie al Banco Solidale di Mirella Tuzzato, una sorpresa speciale per la piccola Giada, affetta da una rara malattia della pelle, e per sua sorella Sara, la maglia di Ronaldo della Juventus consegnata da un altro grande campione, Ricky Pittis. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati l'edizione di Treviso del nostro telegiornale. Dunque, in primo piano la questione dei tamponi rapidi nelle classi, se ne è parlato in questi giorni, e dunque accordo tra ULSS, ufficio scolastico e pediatri, quindi è in lavorazione, in arrivo il protocollo al vaglio poi della Regione per avere il via libera a breve. Sentiamo. ULSS, pediatri e scuole al lavoro per un nuovo protocollo per la gestione dei casi sospetti di Covid in classe che consenta procedure più veloci ed eviti la congestione delle sedi per l'esecuzione dei tamponi drive-in. Mi sono sentito col segretario anche oggi, dottor Battaglini, che abbiamo concordato insieme un protocollo che abbiamo già dato alla dottoressa, alla provveditore, alla dottoressa Sardella, professoressa Sardella, che per metterci d'accordo di collaborare insieme e fare in modo che ci sia una sinergia noi, scuola e pediatri, in modo tale da evitare che ci siano tamponi frequenti quando effettivamente non servono. Ecco. Punto chiave del protocollo, in queste ore al vaglio della Regione, il tampone veloce, così come sperimentato dal laboratorio di microbiologia del Cafoncello, ed una modifica dell'articolo 58 del DPCM, anche su questo la Regione sta lavorando, per rendere meno rigido il vincolo per i pediatri di prescrivere il tampone ai bimbi con sintomi anche lievi. Di fronte ad un caso sospetto segnalato dalla scuola al Dipartimento Prevenzione, il personale sanitario andrà nell'istituto testando il bambino, ma anche direttamente i compagni, verificando in pochi minuti se sia necessaria o meno la quarantena. Insomma, un modello Treviso che non appena arriverà al via libera regionale, e la strada sembra ormai in discesa, potrebbe essere esteso anche al resto del Veneto. So che la Regione, la dottoressa Russo col CTS e col Comitato Tecnico Scientifico sta lavorando in tal senso. Io spero che in tempi brevissimi, nell'arco di una settimana, ci possa arrivare questo protocollo e dopo andremo subito a implementarlo. La professoressa Sardella so che si sta muovendo con i genitori per avere anche le autorizzazioni, perché essendo minori, per cui noi possiamo entrare in classe, nella scuola e fare questo. Io spero che nell'arco di 15 giorni queste cose vengano, come dire, messe a regime. Intanto da lunedì prossimo novità in arrivo per quanto riguarda i punti tampone a accesso diretto del distretto di Asolo. Un nuovo punto tampone sarà infatti attivato ad Altivole, all'ex Velo di via Piave 55. Sarà operativo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12 per gli under 18 e dalle 12 alle 19 per i maggiorenni. Domenica l'orario sarà dalle 7 alle 13 con accesso indifferenziato. Il punto tampone collocato all'ospedale di Castelfranco resterà attivo tutti i giorni festivi compresi dalle 7 alle 13 solo per sottoporre i test ai bambini e ragazzi fino ai 14 anni. Per quanto riguarda invece il punto tamponi di Conegliano, il trasferimento da via Galvani alla Zoppa Sarena, inizialmente previsto per lunedì, è stato rinviato di alcuni giorni. Questo per quanto riguarda l'altra importante comunicazione dei punti tamponi nei vari distretti. Adesso vediamo la tabella del bollettino serale dell'azienda Zero per quanto riguarda il Veneto, come ogni sera. 61 nuovo positivi in Veneto nel report di questa sera, che sommati ai 149 di stamane fanno salire a 210 il numero delle persone contagiate dal Covid nelle ultime 24 ore. A Treviso, contando i 18 delle ultime ore e i 42 del report di questa mattina, parliamo di 60
90 nuovi casi nelle 24 ore. Tra i decessi una persona ha perso la vita anche nella Marca, si tratta di una 97enne ospite della RSA di Spresiano. E a proposito allora di case di riposo, la CGIL guarda anche al futuro e chiede più risorse alla Regione, altrimenti il rischio è quello di un collasso del sistema. Noi vorremmo evitare che si rischiasse il collasso. Ci sono risorse che la Regione Veneto ha già avuto dal nazionale, quindi vanno messe sul tavolo in maniera chiara. Il tempo della campagna elettorale è finito, adesso c'è il tempo della soluzione positiva dei problemi. A pochi giorni dalla rielezione la CGIL torna all'attacco chiedendo al governatore Zaia di aumentare le impegnative di residenzialità. 5.061 i posti letto accreditati per non autosufficienti nella Marca, 902 quelli senza impegnativa. Allo stesso tempo si ripropone il vecchio tema di una riforma delle IPAB. Più in generale si tratta di far quadrare i conti in un momento in cui le famiglie preferiscono tenere a casa i propri cari causa Covid. Questo significa meno entrate per le stesse case di riposo. C'è un problema di sostenibilità non solo per le case di riposo, ma anche per gli anziani e le famiglie, perché se non si trova la soluzione, indubbiamente si dovranno aumentare le rette, che sono già pesanti, perché la media di una retta è di 55 euro al giorno se hai l'impegnativa della Regione, se sei senza voli a sopra gli 80 euro al giorno. Tema collaterale quello della tempistica dei tamponi sugli operatori sociosanitari. Il problema è il ritardo in cui il responso di questi tamponi viene comunicato ai lavoratori, che mette le strutture in una situazione di grande e grossa difficoltà, nel senso che se il lavoratore fa il tampone di martedì e il giovedì successivo non ha ancora il ritorno, lui continua ad andare a lavorare e quindi va a lavorare non sapendo se è positivo o se è negativo, ma se è positivo rischia di creare una bomba epidemiologica all'interno delle strutture. La cronaca adesso con l'ondata di maltempo che ha colpito anche la Marca, seppur in modo minore rispetto a quanto abbiamo visto nel Veneto, cioè nel Veronese, nell'Alto Vicentino e poi a Padova, con quell'albero caduto a Volta Barozzo mentre era in corso una festa di laurea con 2 studenti feriti. Dicevamo, il maltempo ha colpito nella Marca, anche qui con forti raffiche di vento e grandinate. Nel pomeriggio tra le zone più colpite dalla grandine, Godega di Sant'Urbano e il comune di Trevignano. Il vento forte ha fatto cadere alcuni alberi, per cui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco a Oderzo, Castelfranco e a Mogliano nella strada provinciale 64. Questi dunque gli interventi in corso nella Marca trevigiana. E poi l'intervento dei vigili del fuoco anche stamane a Badoere di Morgano per un incredibile incidente e una tragedia davvero sfiorata. Guardate. La parola più usata in queste ore a Badoere di Morgano? Miracolo. Chiamatelo pure caso o destino, l'unica cosa che conta è che poco dopo le 8:30 in via Verdi non si sia consumata una tragedia. Sarebbe bastato che qualcuno fosse nella traiettoria dell'auto piombata come un proiettile in questo giardino, dopo una carambola da film che lo ha visto colpire un'altra vettura e poi sfondare la recinzione della casa e anche un contatore del gas. Una scena incredibile. Il 22enne alla guida della vettura, un cittadino cinese, forse per un colpo di sonno ha perso il controllo della Fiat Punto. La macchina è prima finita in un fossato dove una canaletta di scolo l'ha fatta impennare, tornando sulla strada, colpendo nella parte posteriore un'altra vettura con a bordo una donna che ha avuto la prontezza dei riflessi di accelerare in tempo ed è finita poi nel giardino come una bomba. Allarme immediato sul posto la Polizia Stradale di Treviso e poi anche i Vigili del Fuoco per liberare il giovane dalle lamiere e consegnarlo ai sanitari del SUEM che lo hanno ricoverato in ospedale in condizioni serie ma fortunatamente non in pericolo di vita. Pompieri al lavoro nel frattempo anche per mettere in sicurezza le tubature del gas dopo l'impatto con il contatore, altro pericolo in quegli istanti. Alla fine molta paura ma un bilancio decisamente migliore di quanto si sarebbe potuto raccontare senza l'intervento del caso. Sono invece in gravi condizioni 2 diciassettenni, entrambi di Castelfranco, che nella tarda serata di ieri si sono scontrati mentre erano in sella allo scooter con un'auto, la rotatoria di Salvatronda. Sulla dinamica dell'incidente che poco prima delle 23 ha visto coinvolta appunto una vettura condotta da un cinquantenne della zona, indagano gli agenti della Polizia Stradale di Vittorio Veneto. I 2 giovanissimi feriti sono stati soccorsi sul posto dal SUEM 118 e ricoverati negli ospedali rispettivamente di Castelfranco e di Montebelluna.
La politica regionale che guarda però anche all'economia, una partita miliardaria è quella del recovery plan, chiamiamolo alla Veneta. Dopo l'autonomia è questo il fronte, un nuovo fronte della regione che va così in pressing sul governo, lo ha detto il governatore Zaia. Io le confermo che noi, se lo vuole chiamare recovery plan alla Veneta, io le confermo che stiamo costruendo, mettendo in fila parecchie decine di miliardi di euro proprio per fare un progetto di investimento. Un recovery plan alla Veneta per intercettare le risorse da Bruxelles e calarle sul territorio, una partita miliardaria dove le regioni devono dire la loro. Dobbiamo considerare che noi abbiamo 209 miliardi, almeno dovremmo avere 209 miliardi che il governo dovrebbe portare a casa da Bruxelles. Questi 209 miliardi invece di perderli in mille rivoli e magari finanziare anche qualche cretinata che poi non servirà a nulla, non serve all'economia, non serve al lavoro, è meglio suddividerli con le regioni in base ai cittadini, al PIL, alle attività, a tutto quello che è, e poi ogni regione faccio piano di investimento. E il messaggio all'esecutivo Conte è forte e chiaro, tanto quanto quello sull'autonomia lanciato all'indomani della rielezione. Il nostro interlocutore è il governo, il quale poi si interfaccia con l'Europa. Si interfacci pure con l'Europa quanto vuole, ma noi vorremmo la nostra fetta di torta, poi ci arrangiamo noi per gli investimenti. C'è poi la cronaca con gli attacchi hacker che hanno colpito alcune aziende simbolo del Veneto e avevano interessato lo stesso profilo di Zaia. Dico che a volte l'attacco hacker magari può creare dei gravi danni che non sono solo economici, può essere anche danni alle persone. Può essere anche che l'attacco hacker non valutato possa fare perdere la vita a qualcuno, possa mettere a repentaglio la vita di un malato, possa sicuramente creare chissà quanti guai diretti o indiretti. Per cui direi di fare veramente attenzione, dopodiché innespriamo le leggi. Una richiesta, quest'ultima, che riguarda anche l'escalation di furti che si sta registrando in Veneto. In questo paese regnano queste forme di criminalità che io non definisco microcriminalità, semplicemente perché se tu vai a rubare ti fermano, faccio una domanda a tutti i cittadini, cosa ti accade? Niente, non vai in galera, nessuno si preoccupa, niente. Ritornando alla partita politica, sugli assessorati difficile se non impossibile avere anticipazioni. Lei ha già le idee chiare? Sempre le idee chiare. Quindi può darci qualche anticipazione, ci saranno più donne, la rappresentanza dei territori come sarà? No, ve ne do una sola, saranno 10 gli assessori. Quindi c'è posto per tutti? Per 10. Anche per Forza Italia, per Fratelli d'Italia? Per 10. Due invece sono gli sfidanti, come sappiamo, a Castelfranco per il ballottaggio. Ieri abbiamo sentito le parole del sindaco uscente Stefano Marcona alla guida del centrodestra. Oggi invece sentiamo cosa ha detto mentre era in diretta con noi nella nostra edizione straordinaria lo sfidante di centro-sinistra Sebastiano Sartoretto, che appunto a caccia della rimonta e che fa anche un appello ai 12.000 astenuti al voto al primo turno. Sentiamolo. Ci sono contatti, sono in fase anche molto avanzata e io credo che, sono fiducioso che ci sia un obiettivo da parte di tutte le altre forze non di centrodestra e quindi di tutte le altre forze che non sostengono Macron e non hanno sostenuto Macron, per arrivare all'obiettivo comune di cambiare sindaco di Castelfranco. Chiama a raccolta tutte le forze che vogliono il cambiamento a Castelfranco Sebastiano Sartoretto, che il 4 e 5 ottobre mira alla rimonta per la conquista della città dopo 10 anni di amministrazione leghista. Ore decisive per gli eventuali apparentamenti con le liste che al primo turno hanno sostenuto Gomierato, Zurlo e Bernardi, ed un forte appello ai 12.000 castellani che si sono astenuti. Io credo che lo sforzo maggiore sarà ottenere la riconferma della fiducia da parte di chi ha sfiduciato Macron e far andare a votare coloro che se ne sono stati a casa. Sanità, sostegno alle attività economiche, rilancio culturale del centro, strutture sportive, qualità della vita, molti progetti sui quali Sartoretto punta in vista del ballottaggio per sfidare Stefano Marcona. È venuto meno, per colpa di questa amministrazione, l'orgoglio di essere castellani e di abitare in una città che fino a 10 anni fa era un faro della provincia di Treviso e del Veneto per quello che si faceva, per come si viveva, per come si progettava. Allora, prima di continuare ci colleghiamo a Treviso perché è un appuntamento importante di domani, dalle 10 alle 12 circa trasmetteremo in diretta una
cerimonia molto importante, l'ordinazione a Vescovo di Piacenza di Monsignor Cevolotto. E allora saremo in diretta domani mattina dalle 10 alle 12 circa, sarà in diretta ovviamente per raccontarci tutto questo Lucio Zanato, che vedo proprio sul posto per gli ultimi preparativi. Allora Lucio, ti lascio la parola molto sinteticamente, cosa accade domani? Ecco, allora io sono qui con Don Stefano Di Donè che ci racconterà esattamente, visto che sarà lui a commentare, a spiegare questa funzione, questo momento importantissimo. Pensate che sono 20 anni che non si ripete l'ordinazione vescovile qui a Treviso e ancora di più qui a San Nicolò. Don Stefano, cosa succede domani, velocemente? Domani mattina alle 10 ci sarà l'ordinazione episcopale di Monsignor Adriano Cevolotto, che è stato vicario generale della nostra diocesi e che è stato eletto vescovo di Piacenza Bobbio, un grande dono per la nostra Chiesa, per tutta la Chiesa, ma anche in particolare per la Chiesa di Piacenza Bobbio. Ecco, sono 20 anni, l'ultima ordinazione quando è stata? È stata quella di Andrea Bruno Mazzocato e nel 2000, e poi c'è stata quella di Pizziolo, ma è stata successiva nel 2008. Pizziolo è stato ordinato a Vittorio Veneto, invece Monsignor Cevolotto verrà ordinato qui a San Nicolò, ma è destinato alla Chiesa appunto di Piacenza Bobbio. Ecco, perché proprio la scelta di San Nicolò? È una chiesa praticamente significativa dal punto di vista anche dell'esperienza ecclesiale, poi le norme Covid ci costringono anche a fare delle scelte anche molto concrete e questa chiesa consente appunto la partecipazione di maggiore numero di persone rispetto anche alla cattedrale. Sì, perché ci saranno persone dentro la chiesa, ma ci saranno anche nei chiostri, saranno un po' dappertutto. Quante persone sono previste? Ma siamo sull'ordine del migliaio, abbiamo 15 vescovi, tra cui anche il cardinale Zuppi che parteciperà, ci sono previsti 200 presbiteri e quindi abbiamo una grande partecipazione. Sicuramente è un momento di grande chiesa. È un evento che non si ripeterà tanto facilmente, quindi è un evento da seguire anche in diretta. Certamente, attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione, il sito della diocesi, i canali YouTube e attraverso questa stessa rete. Grazie a Don Stefano, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Appuntamento domani alle 10 puntuali su Antenna 3. Benissimo, allora mi hai anticipato, domani dalle 10 mi raccomando questa importante celebrazione. Restiamo a Treviso, c'è il progetto Treviso Pulita per il decoro, in campo ci sono anche multe da 50 euro per chi non pulirà la pipì dei cani. Proprietari di cani, fate attenzione perché al kit per pulire i bisognini dei vostri piccoli amici dovrete aggiungere anche una borraccia d'acqua. Se fino ad oggi venivano multati fino a 400 euro i padroncini indisciplinati che non ripulivano le strade dagli escrementi, da lunedì il via ad un'altra ordinanza. L'obbligo naturalmente di lavare le deiezioni liquide dei cani e l'obbligo anche di portare con sé tutta l'attrezzatura per lavare. Basta una bottiglietta d'acqua e questo è sufficiente per non prendere una multa che comunque è stata ridotta al minimo, cioè 50 euro. Problema che emerge specie in centro dove ci sono palazzi di pregio storico. Prima ci sarà un periodo di sensibilizzazione in cui l'amministrazione distribuirà in piazza Indipendenza tra sabato 26 e domenica 27 circa 1000 borracce. Utilizzeremo dei gazebi e avremo la collaborazione di ENPA, ma l'amministrazione comunale poi sarà presente anche in diverse situazioni per distribuire le borracce, sottolineo, a tutti i propri cittadini, quindi non a cittadini provenienti dall'esterno del comune. Il dispenser servirà sia per abbeverare i piccoli amici sia per la lavatura dei loro bisogni. Il tutto rientra nel progetto Treviso Pulita, volto ad educare al decoro e alla pulizia di aree di pregio e zone pubbliche, la cui pulizia straordinaria solo quest'anno è costata all'amministrazione circa 40.000 euro. Treviso è una città che ama gli animali, ha ribadito Manera, portando ad esempio le numerose aree sgambatura recentemente inaugurate, ma è necessario anche adottare accorgimenti nel rispetto del prossimo e di chi la vuole pulita. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, parliamo di Ecobonus a Treviso, la presentazione di un piano per ottenerlo senza incappare negli ostacoli della burocrazia. L'Ecobonus vale in Veneto ben 2 miliardi di euro e io dico che non possiamo assolutamente perdere questa opportunità. A tanto ammonta il provvedimento del governo declinato in chiave regionale. Ristrutturare gli immobili, migliorandoli energeticamente sia con interventi diretti come il cappotto o il cambio caldaia, ma anche indiretti come un impianto fotovoltaico, trasferendo poi la spesa allo Stato sotto forma di sconto sulle tasse.
E per chi non ha una dichiarazione dei redditi corposa c'è anche la possibilità di cedere il credito alle banche che finanzieranno l'intero intervento. Banche che a loro volta cederanno il credito a grandi aziende. Uno sconto sia per case che condomini, ma anche per immobili di associazioni o onlus, fino ad arrivare agli oratori parrocchiali. 110% il bonus utilizzabile fino al 31 dicembre 2021. Senta, ma dove sta la fregatura? Perché la gente dice se mi danno i soldi a gratis da qualche parte la fregatura c'è. Non c'è nessuna fregatura. Sicuramente è un percorso difficile dal punto di vista burocratico, ma non possiamo perdere l'opportunità di riqualificare il nostro patrimonio immobiliare. Quindi la fregatura sta nella burocrazia, insomma. La burocrazia, le difficoltà e i tanti dubbi. Ecco perché oltre alla banca servono dei professionisti che seguano i proprietari nel percorso a 38 tappe verso l'ottenimento dello sconto fiscale. Per questo, oltre a esperti del settore, da qualche giorno è disponibile un vero e proprio programma per dare le prime risposte agli interessati. Un simulatore via internet, una web app che consente proprio al cliente, insieme col preposto di banca, che sia esso il direttore o chi la banca deciderà di avere, portando una serie minima di documenti, seppur essenziali, di avere una simulazione a costo zero. Questi professionisti comunque rientrano nel 110%. Rientrano nel 110%, quindi non c'è nessun costo aggiuntivo, ci sono dei costi di consulenza, ma rientrano nel 110%. Che tempo farà nel weekend? Abbiamo visto le grandinate di queste ore, ce lo dice come ogni venerdì il generale Giancarlo Iannicelli. Siamo ormai in un contesto autunnale, una depressione si è appropriata quasi di tutto il nostro paese, peraltro si muove lentamente perché è incastrata da due alte pressioni. Tutto sommato però il nord-est e le nostre zone saranno quelle, dopo le piogge delle ultime ore, saranno quelle che ne risentiranno meno di questa situazione. Prevediamo infatti su Treviso, un po' su tutto il Trevigiano, per domani una nuvolosità irregolare, a tratti intensa, però con qualche schiarita, quindi in un contesto di tempo asciutto. Domenica ancora meglio, quindi ancora cielo irregolarmente nuvoloso, ampi spazi di sereno, anche se è sempre possibile, soprattutto sulla zona pedemontana, di qualche brevissima precipitazione. Ci aspettano poi 3-4 giorni di cielo di tempo tutto sommato stabile, con una nuvolosità, sì, una nuvolosità stratificata, ma nulla di importante. Un peggioramento invece sensibile è previsto a iniziare da giovedì e per fine settimana, quando avremo dei temporali ricorrenti, quindi con precipitazioni anche localmente intense, che però come sempre nei temporali lasceranno poi spazio a qualche attenuazione, a qualche rasserenamento. Comunque confermeremo questo. Intanto per questo fine settimana i venti saranno deboli, di direzione variabile, le temperature, altro fatto importante, subiranno un calo anche sensibile. Prevediamo infatti le minime intorno ai 10, 11, 12 gradi, le massime intorno ai 20 gradi. L'Alto Adriatico è previsto mosso o molto mosso, anche se il moto ondoso è in attenuazione. È tutto. Adesso il ritorno del Banco Solidale di Mirella Tuzzato, una sorpresa speciale, questa volta per la piccola Giada di Trissino, una bimba affetta da una rara malattia della pelle, ma una sorpresa anche per sua sorella Sara. Desideravano avere la maglia di Cristiano Ronaldo, il campionissimo della Juventus, sono state accontentate a consegnargliene un altro campione insieme alla nostra Mirella, un altro campione storico, Riccardo Pittis. Vediamo. Che tu tifi per una squadra, ma l'avevo anche intuito da come sei vestita, e so anche che hai un giocatore in particolare che ti piace tanto. Pensate, io avevo il suo stesso numero, facevo un altro sport, però questo è un pochino più bravino di me. Cosa dici? Cosa vuoi dire, questa? Sara? Mi piace. Io volevo che tu raccontassi la tua storia a Riccardo Pittis, a questo campione ma molto sensibile. Cos'è successo nella tua vita e cos'ha questa bambina meravigliosa che è la piccola Giada? Allora, Giada è nata nel 2014 con una malattia rara, nevo congenito melanocitico gigante. È una macchia che copre 3/4 del suo corpo. Noi stiamo facendo un percorso con gli autotrapianti di pelle
primi anni siamo stati seguiti a Roma al Bambin Gesù e poi siamo riusciti a avvicinarci a Vicenza. Voi ringraziate me, ma sono io che devo ringraziare voi, perché è molto più quello che si riceve di quello che si dà, che è pochissimo, ma quello che ti danno persone come voi, bimbe come Sara, Giada, è impagabile. Complimenti per Ale Tuzzato e anche al grande Riccardo Pittis. Adesso le notizie dal Bellunese. E le notizie del Bellunese si aprono con la notizia ferale, il macigno la cui ufficialità è arrivata proprio oggi dal sindaco. Il Neve Galla al capolinea, la stagione invernale 2020-2021 non si farà. Un colpo al cuore che fa male a tutti, ai pessimisti che non ci speravano e chi stava stringendo i denti e unendo gli sforzi per garantire la sopravvivenza al Neve Galla. Il De Profundis è risuonato nella sala consigliare di Palazzo Rosso, dove il sindaco Massaro per l'annuncio ha riunito la giunta, in parte in presenza, in parte in collegamento online, e i suoi capigruppo di maggioranza. La stagione invernale sul Colle non ci sarà. I dati necessari per effettuare questa operazione ci sono stati dati ai primi di luglio, quindi è da lì che abbiamo iniziato a lavorarci. La procedura è già avviata, nel senso che noi stiamo già andando avanti, abbiamo il primo studio, stiamo imbastendo le delibere che serviranno poi dopo per questa concatenazione di atti, ma questi atti sull'acquisizione non si potranno concludere prima della primavera. Da un lato il Comune diverrà proprietario degli impianti previo parere favorevole della Corte dei Conti, dall'altro c'è di fronte un inverno che allo Stato presenta esclusivamente una proprietà, l'Alpe del Neve Galla, ufficialmente in liquidazione, pronta a vendere i propri asset sia separatamente che integralmente, ma per quest'ultima opzione ha una cifra esclusivamente pari o superiore rispetto alla cessione singola, nel rispetto dei nostri debiti, dice il Presidente Maurizio Curti. Fra privati chiaramente loro possono effettuare degli accordi e quindi eventualmente anche una gestione. È chiaro che sono gestioni che sono rimesse ai privati, che quindi sono degli impegni importanti. Se dovesse capitare una ipotesi di questo genere, che noi chiaramente auspichiamo, saremo molto felici, ma non saremo soltanto felici, saremo anche al fianco di chi fa questa operazione, cercando di dare il massimo dell'aiuto possibile. Ad oggi alla Unifarco di Massimo Slaviero e Ernesto Riva, pronti dallo scorso anno ad entrare nella Newco come soci, si è unita in queste ore la manifestazione di interesse della Turistica Dolomiti. Dal 7 luglio scorso Costola della Veneta 21, ex Veneta dal Farra e di proprietà di Veicolo 21 SRL, nota per l'imponente investimento a Pianlonghi e a Ronceval d'Arta, ai piedi del Neve Galla. Pensare a un tris per la società diretta dall'ex vice sindaco di Ponte nelle Alpi Enrico De Bona potrebbe non essere così bizzarro. Intanto sono in aumento le segnalazioni per operazioni finanziarie sospette in provincia di Belluno. Lo rivela lo studio della CGA di Mestre di questi giorni sui dati dell'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. Nell'ultimo anno le segnalazioni di sospetto riciclaggio di denaro nel Bellunese hanno segnato un più 12%, molto più che nelle altre province venete. Il report della Commissione Nazionale Antimafia in visita nei mesi scorsi nella nostra regione ha messo tutti in allerta, al punto che approfondimenti disposti dalla DDA di Venezia sarebbero in corso anche in aziende bellunesi. E adesso la politica, l'analisi del voto delle regionali da parte del Carroccio, con un successo davvero straordinario e anche inaspettato. Questo sgombra il campo ad alcune dietrologie che vorrebbero liste nate in uffici diversi, contrapposizioni che in realtà non ci sono. È il commissario provinciale della Lega Franco Gidoni ad analizzare il successo elettorale che consolida una situazione con un risultato eccezionale e inaspettato per la provincia di Belluno, seconda solo a Treviso. Tutto nasce da qui all'interno del partito, dice Gidoni, che elogia i militanti, gente, spiega, che ha pedalato e intercettato voti da Santo Stefano ad Arsier. Anche chi oggi è eletto non è che appartiene a liste diverse, appartiene a questo progetto e quindi rientra nella famiglia Lega e a questa si rapporta. Al suo fianco stamattina i vincitori delle sfide elettorali comunali e regionali, e tra loro la riconfermata sindaca di Valle di Cadore Marianna Hofer, la neoeletta a Palazzo Ferrofini Silvia Cestaro, prossima a lasciare l'incarico di sindaco di Selva di Cadore. Lei sarà la voce della montagna bellunese a Venezia. La voce della montagna, quella più alta, quella
quella oltre i 1400 metri, il nostro municipio ha 1335, per cui sicuramente verranno portate tutte quelle che sono le problematiche del vivere in montagna, anche quelle che magari nella zona più bassa del Bellunese non vengono percepite. E poi i parlamentari, Saviane Badole, il rappresentante della lista autonomista Franco Roccon e il recordman di preferenze, l'assessore uscente Giampaolo Bottacin, prossimo a una riconferma nel suo incarico e forse per un ruolo ancora più prestigioso. Tutto dipenderà dalle decisioni del presidente Zaia. Sa che io sono a disposizione e faccio quello che mi dice di fare, ma se anche fosse da fare il semplice consigliere vorrei ricordare che l'ho già fatto e ho portato a casa risultati importanti per questo territorio. Penso alla prima legge sul soccorso alpino, la vecchia 33 del 2006, ma altri provvedimenti, quindi anche nel ruolo di consigliere io penso che uno possa fare molto per il proprio territorio. È stato individuato il vandalo che sabato scorso ha distrutto in città, in via Sottocastello la targa in memoria del compianto Loris Tormen. Si tratta di uno studente di 19 anni di Belluno che è stato incastrato, come vedete, dalle telecamere di videosorveglianza poste sopra il giardino nei pressi di Palazzo Rosso. A individuare il giovane proprio mentre compiva l'atto vandalico gli agenti della volante della questura di Belluno, che l'hanno riconosciuto poi martedì all'uscita da scuola con una mano gonfie e doloranti. Il ragazzo ha ammesso le sue responsabilità, offuscate da una potente sbornia durante i festeggiamenti per i 18 anni di un amico, ed è stato denunciato evidentemente dalla polizia. È tutto da Treviso, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Piomba l'autunno sul nostro territorio, interessato in parte da un vortice ciclonico. Vediamo nel dettaglio cosa dovremo aspettarci sul Veneto. La grafica di sabato 26 settembre ci mostra una situazione tutto sommato buona, ampie schiarite soleggiate, anche se il cielo localmente tenderà a coprirsi, specie a partire dal pomeriggio. Entro sera-notte saranno possibili delle piogge sui settori nord-orientali della regione. Temperature in calo, minime fino a 12 gradi, massime più fresche tra i 15 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo spesso nuvoloso con alternanza di momenti asciutti e soleggiati, ad altri invece con occasionali precipitazioni. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime sui 16-19 gradi all'incirca. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, qualche sprazzo di sole intervallato da parentesi più nuvolose e non si escludono nemmeno qui dei rovesci. Temperature minime sui 5 gradi, massime invece sui 16-17 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.